Abbiamo quella. Perfetto, certo. Prima, certo. Poi mandiamo il secondo servizio. Ok, perfetto. Benissimo. Sì, tutto pronto, sì. Allora possiamo andare in onda, certo, certo. A dopo, grazie. Impennata di matrimoni in Sardegna, da quando il geniale artista Soleandro ha accettato di arricchire con le note di Savitri, di cui sentiamo in sottofondo una versione eseguita da Sara Beccu, le cerimonie dello scambio delle fedi nuziali dei novelli sposi. Pare che anche papà Bergoglio lo abbia invitato a San Pietro per incrementare con la sua presenza i matrimoni religiosi a discapito di quelli civili. Per i troppi impegni il cantautore sardo ha declinato l'invito, promettendo però al sommo pontefice che, se lo vorrà, si affaccerà con lui al balcone di piazza San Pietro all'Angelus della prossima Pasqua e insieme a lui intonerà il famoso brano sardo. Ed ora parliamo un po' di Rai. Cari amici, vedete questo comunissimo smartphone? Sapete a cosa mi serve? A fare qualche telefonata o inviare e ricevere degli SMS. Nient'altro. Devo confessare che non lo so usare per altre cose. Direte, cosa c'entra la Rai col tuo smartphone da 4 soldi? Altro che se c'entra. I signori della Rai vogliono farmi pagare il canone a me, che da anni non possiedo più il televisore, solo perché possiedo questo quasi inutile aggeggio. Mamma Rai non si smentisce mai. Ed ora, cari amici, un piccolo stacco musicale per la pausa caffè con il simpaticissimo Benito Urgu. Buonasera signorina. Si accomodi. Prenda una sedia se siede. E cosa c'ha, Carlo? Cosa sta facendo? E cosa si sta spogliando? E perché si spoglia? Non si butti addosso. Non si butti addosso così. Anzi, picchiaone. Queste donne francesi. Ostricaone. Non mi tocchi lì. Ora Non temere.
qualche riflessione sulla legittima difesa. L'associazione Mors Tua, Vita Mea divulga alcuni consigli pratici per chi vive in casa di campagna isolata. Se nottetempo sentite qualsiasi rumore sospetto provenire dall'esterno, non perdete tempo e imbracciate la doppietta. Se avvistate l'ombra furtiva di un eventuale malintenzionato dell'Est Europa, sparate un colpo in aria. Se è un nordafricano, sparate a terra. Se invece riconoscete la figura familiare di un parente, sparate ad altezza d'uomo.